Buonasera, buonasera a tutti e a tutti, benvenuti. Siamo qui oggi con Francesco Iori che traffica con libri, con Paolo Possamai e Paolo Giaretta, e siamo qui per parlare di una figura che a livello giornalistico, sociale e culturale è rilevante non solo per noi di Italy Post, ma per l'intera area, potremmo dire. Io vorrei partire con proprio Francesco Iori e chiederle un po' l'importanza a livello giornalistico della figura di Giorgio Lago, cioè quello che si è definito facchino del nord-est. Che tipo di giornalismo ha fatto? È un giornalismo, ahimè, completamente estinto oggi. È un giornalismo però che era atipico anche per i suoi tempi, perché ricordo che quando ho preso la direzione del giornale il Gazzettino era in crisi pesantissima, sia finanziaria sia di vendite. L'ha portato da 90 a 140.000 copie, l'ha portato in attivo grazie anche ad una proprietà illuminata, ma l'ha portato soprattutto per una innovazione che ha accompagnato all'aumento delle copie la credibilità. Il Gazzettino era un quotidiano che faceva testo al di là delle posizioni che teneva, cioè uno poteva anche dissentire, però faceva testo. E perché? Perché il grande segreto di Lago è un giornalismo laico, cioè che non giudicava le persone ma i comportamenti dei singoli, partendo dal presupposto che nessuno nella storia le ha fatte tutte giuste e tutte sbagliate, e non attaccava, non criticava, non giudicava le persone ma le singole scelte, quindi è un atteggiamento molto, molto laico. E il giornale era diventato una palestra di dibattito. Cito solo un aneddoto per spiegarmi. Spesso magari ero in stanza con lui, telefonava qualcuno che protestava per un articolo, non lo so, e lui dopo un minuto lo fermava, no? E diceva: guardi, quello che mi sta dicendo a me non interessa assolutamente niente. Invece di raccontarlo a me, me lo scriva e lo racconti attraverso il giornale. E attraverso questa scelta ha fatto del giornale una palestra. Una palestra di dibattito, Certo. quindi. Quindi è un po' un giornalismo anche che guarda un forte senso civico, un giornalismo di servizio in qualche modo. Beh, sicuramente sì, perché partiva dal presupposto che l'informazione non deve dare giudizi, ma dare alla gente materiale perché ciascuno si faccia il proprio giudizio. E quindi capire i fenomeni. Questa era la grandissima differenza rispetto ad oggi, in cui invece i fenomeni non esistono. La percezione conta più della realtà, conta la polemica, conta l'insulto, l'aggressione reciproca, e quindi l'informazione diventa una palestra di veleni, come oggi in quest'Italia, in una pessima, per nulla santa, anzi perfida alleanza tra politica e giornalismo. Sì, un'espressione che mi ha colpito molto all'interno del libro è la definizione di decifratore del reale, quindi di un giornalista che guarda alla realtà con curiosità e tanta voglia di imparare, che quindi entra dentro alle questioni. Sì, è un giornalismo che partiva dall'ascolto della gente, ma l'ascolto non solo del potente, dell'istituzione, che era assolutamente doverosa, ma anche della gente semplice. Io ricordo quante volte lui abitava a Castelfranco, andava tutti i giorni su e giù, quante volte arrivava con un tovagliolino di carta preso in un bar dove si era fermato a bere un cappuccino, e con un nome e un numero di telefono senti questo signore che ha una bellissima storia da raccontarti. Non l'aveva mai visto prima in vita sua ed era uno della strada, ma in questo senso il Gazzettino, lui ne ha fatto veramente un giornale di tutti. Quindi c'è anche una radicazione nel territorio, nel confronto quotidiano con le persone, la realtà. Assolutamente sì, ma più che per scelta, prima ancora che per scelta giornalistica, per scelta umana, perché Giorgio ha scritto nel libro, qui ne riportiamo anche, ha scritto delle pagine stupende sull'identità veneta, sull'identità contadina. Lui si definiva un contadino come valori fondanti, e però l'identità nel vero senso veneto della parola, l'identità dei Meneghello, dei Zanzotto, dei Rigoni Sterne, cioè un'identità aperta al mondo, non di chiusura. Cioè Lago, questo slogan assolutamente delirante che oggi va prima il Veneto,
lui l'aveva girato il Veneto per primo, il Veneto alla testa di un movimento di riforme e di modernizzazione. Quindi un'identità territoriale che è mobile comunque, che cambia con la realtà e con il tempo. Ecco, io mi ricollegherei con Paolo Possamai proprio a questa concezione più politica, più territoriale. Qual era la visione di Lago di questo territorio che lui stesso ha definito nord-est senza trattino? Arrivo, però prima vorrei fare osservare a tutti un dato. Su questo lato under 60, su questo lato under 30 e siccome siamo noi i primi, naturalmente mi tengo cauto per una ragione, perché questa stessa categorizzazione la propongo anche relativamente al pubblico. Allora, perché è rilevante questo? Perché noi qui possiamo essere riuniti per un ricordo, e la parola ricordo tiene dentro la parola latina cuore, e quindi è una partita sentimentale, francamente di scarso momento e probabilmente di interesse solo per coloro che hanno effettivamente incontrato, frequentato, mescolato idee e passioni con Giorgio Lago, oppure possiamo fare una partita della memoria, dove la parola memoria invece ha come seme mente, e quindi è una partita propriamente razionale. E nella razionalità, nell'esercizio della razionalità, ne può venire qualche cosa di buono sia per chi ha vissuto quella stagione, che la può rileggere, e sia per chi ha meno di 30 anni ed è alle prese con la necessità di definire una mappa che riguardi il tempo trascorso, che riguardi il luogo in cui si trova e che riguardi un possibile divenire. Ho voluto fare questa sottolineatura perché dal mio punto di vista l'eredità di Lago è ben viva ed è un'eredità prettamente politica. Ci mette in questione con i nostri fallimenti, perché nella buona sostanza il disegno di Lago, che era un disegno che tendeva a una condivisione dei fattori di comunione e di unità, è un disegno largamente fallito, ed è fallito nella realtà delle cose, è fallito nella pratica della politica, e qui mi sto rivolgendo a un ex sindaco, laddove non siamo stati capaci, per esempio, di interpretare una logica di rete nelle public utilities. E gli esempi potrebbero essere veramente tanti, ma è un disegno largamente fallito perché non soltanto il nord-est è rimasto nella buona sostanza una definizione, e tra un attimo ci torno, ma il peso politico, il peso specifico del Veneto, che nel percepito nazionale è sostanzialmente l'equivalente di il nord-est, ed è sostanzialmente l'equivalente del percepito anche per chi Veneto non è e fa parte del nord-est. Quindi occhio, perché la definizione viene maneggiata con estremo sospetto in Friuli Venezia Giulia e non diciamo in Trentino Alto Adige. Per cui è una questione in primo luogo veneta, ed è una questione largamente irrisolta, perché il peso specifico, il peso politico del Veneto, in ragione della sua frammentazione interna, in sede nazionale è largamente inferiore a quello di 20 anni fa, quando probabilmente esisteva un ceto politico e un ceto dirigente, dunque non soltanto coloro i quali vestivano
i ruoli di sindaci o di ministri, ma anche coloro che appartenevano in senso più lato alla classe dirigente erano più strutturati, più importanti, più pesanti in sede centrale. Questa parabola, 20 anni dopo, è una parabola a perdere. E io chiedo, perché penso anche di parlare per tutte le generazioni nuove, ci può spiegare più nello specifico qual era la visione di Lago del Nord-Est, che poi è fallita? Quindi qual era la sua concezione di questa definizione, sia da un punto di vista sociale, culturale che politico? Nell'Italia dei 1000 campanili il Nord-Est non fa eccezione, è una dimensione monocellulare. Ogni paese ha il suo specifico, ogni località ha la sua connotazione caratteristica. Il pensiero di Lago, qui riprendo un aspetto che ho poco fa indicato, il pensiero di Lago tendeva a trovare le ragioni dell'unità, cioè perché un vicentino e un padovano e un trevigiano e un bellunese, ma anche tendenzialmente un friulano hanno ragioni di unità, ce l'hanno nella storia, una storia che per tanti elementi è condivisa, nella cultura del lavoro, nell'etica del lavoro, è un fattore propriamente culturale. Se tu vuoi andare a cercare i distinguo, li trovi sempre. Le ragioni per dividersi sono assolutamente forti. Se tu vuoi esaltare, e lui questo lavoro ha cercato di fare durante tutta la sua vita, durante tutta la sua azione da giornalista e da pensatore, le troverai. Noi siamo stati molto bravi a esaltare gli aspetti delle divisioni. Sì, quindi io vorrei chiedere a lei, Paolo Giaretta, abbiamo parlato del fallimento di questo disegno di Lago politico. Nella politica, che tipo di eredità ha lasciato sia il suo pensiero che quindi questo fallimento? Nella politica non c'è un'eredità, perché anzi c'è una sorta di eterogenesi dei fini, cioè quando lui ha tentato di creare questa idea identitaria del Nord-Est. C'è un bellissimo, tra i tanti belli articoli, ce n'è uno che parla proprio dell'identità e sarebbe tutto da leggere, ma la conclusione: oggi i confini non segnalano la fine ma l'inizio. I mondi non si chiudono al confine ma rincominciano. Non può essere l'identità nessuna, tantomeno la veneta, a farsi confine. Il suo nord-est e la sua idea aveva due fortissimi ancoraggi. Uno era l'Europa, cioè lui vedeva il Veneto, il nord-est, come grande regione europea, parte della parte più dinamica dell'Europa. Quindi l'Europa non era nemica, era il luogo naturale dei Veneti. E poi pensava che in un'Italia molto cristallizzata il sistema delle autonomie locali, Sturzo, lui che non era di matrice cattolica ma leggeva i pensatori cattolici, che il mondo delle autonomie locali era la forza dinamica per cambiare l'Italia. Quindi non chiudersi e non ci interessa niente del resto dell'Italia, ma usare il motore del nord-est per cambiare l'Italia. Che eredità c'è di questo? Cioè le idee che lui ha con tanta determinazione propagandato e costruito sono state storpiate nell'idea che noi siamo i più bravi di tutti e non abbiamo bisogno del resto. Perché? C'è qui Ivo Rossi che potrebbe raccontarci tanti episodi, perché il Veneto è visto non da Roma, è visto dalla Lombardia, dall'Emilia, dalla Toscana e giù,
come un fastidioso incidente della storia, proprio per questa idea di dire i veneti sono meglio degli altri. Ma i veneti sono meglio degli altri di Giorgio Lago, voleva che lo si dimostrasse con i fatti, non con le chiusure. E c'è stato un fallimento politico, sì, perché intanto, come ha detto Paolo, in realtà il Nord-Est è una costruzione intellettuale di Giorgio Lago, perché vai a parlare a Trieste o a Udine o a Trento o a Bolzano del Nord-Est, proprio non ne vogliono sentir sapere, ne hanno già abbastanza delle loro divisioni territoriali. E poi la sua scommessa era di dire, avvertiva il sistema dei partiti prima di quanto fossero poi crollati, insufficienti. Forza Italia non era più il partito liberale, ma era schiacciato dalle presenze al sud. La Lega era incerta tra il secessionismo, il PD, alla fine c'era la pregiudiziale anticomunista. Quindi dice, la risorsa vera che abbiamo sono i nostri sindaci. Ma i sindaci sono stati bravi a mettere insieme a livello locale anche maggioranze trasversali. Però poi il richiamo della foresta, diciamo, dei partiti, specialmente con un sistema elettorale molto verticalizzato, per cui sono i leader politici nazionali che definiscono, non è venuta fuori, no? Sia Cacciari, sia in modo tutto diverso Mario Carraro, insomma a un certo punto hanno abbandonato l'impresa. Però c'è il fallimento politico. Sì, ma c'è. Sì, lui aveva cercato di mettere insieme sindaci di diverso orientamento, quindi Cacciari, Carraro e Beppi, quindi un imprenditore, Mario Carraro, illuminato come si dice, un sindaco come Cacciari e rappresentante dei sindaci leghisti come Beppi Covre. Però l'impresa, non è riuscita l'impresa politica, però chi ha voglia di leggere questo libro, c'è un enorme lascito culturale, quindi perché sono molto d'accordo con Paolo, insomma non è che dobbiamo, noi che l'abbiamo conosciuto, certo che abbiamo anche la nostalgia di una frequentazione che ci aiutava a capire, ma non è un passato da non conoscere, perché qui ci sono le ricette per affrontare anche il futuro, le sorgenti di una possibile ricostruzione di un pensiero, diciamo, che parta dal Veneto. Qui ci sono tutte. Certo, Lago ha avuto la fortuna di avere una proprietà del giornale assolutamente lungimirante. Luigino Rossi è stato veramente un esempio di un imprenditore, anche lui nato da niente, diciamo, no? Diciamo un proprietario, Sì, una sì. proprietà assolutamente no. Sì, va bene, sì, hai Infatti ragione. volevo arrivare proprio Ecco, qui. allora dico, lì c'è stato il pensare e dire lascio la libertà di andare anche contro i poteri costituiti, no? Perché per quanto il sistema dei partiti fosse in crisi, però insomma chi governava la regione si chiamava ancora Democrazia Cristiana, si chiamava Partito Socialista, si chiamava Bernini, si chiamava De Michelis, eppure lui li ha trattati, diciamo, senza riguardi, col consenso della proprietà. Adesso è un po' più complicato, un po' più difficile, insomma, possa mai che è al centro di una iniziativa, di un tentativo di iniziativa editoriale adatta ai tempi. Certo che quando io leggo sui quotidiani che il pensiero fondamentale della borghesia imprenditoriale veneta a un certo punto è stata difendere la pista del bob di Cortina, dico, santo Lago, ci fossi ancora, ecco, a stimolare anche il meglio che c'è nel Veneto, ma che fatica ad esprimersi. Grazie mille. Vorrei tornare sul tema della proprietà meno di successo, diciamo, meno positiva. Se ci può spiegare che cosa è successo, come è uscito Lago poi dal gazzettino che aveva risollevato facendo quasi duplicare le vendite? Beh, è uscito intanto, diciamo,
oggettivamente anche per una questione fisiologica. Lui ha diretto il giornale per 12 anni e in queste stagioni 12 anni sono davvero un'eternità, cioè lui un qualche logoramento oggettivo l'aveva e io che gli sono stato molto vicino delle idee di lasciare in qualche modo l'aveva. Però devo dire che il detonatore è stato decisamente un autentico strappo con la proprietà, e lo posso dire perché ci sono stato a fianco proprio nell'ultima stagione e facevo prima la distinzione, c'è questo proprietario Luigino Rossi assolutamente straordinario. Io scrivevo di politica praticamente tutti i giorni, tra l'altro anche nella stagione di Tangentopoli, con imprenditori del Gazzettino anche coinvolti, e non c'è una sola volta che il Luigino Rossi mi abbia chiesto di scrivere o non scrivere qualche cosa. L'unica roba che raccomandava, mi raccomando, documentato, basta. Però il resto della proprietà, non tutta, era una proprietà diffusa, una quarantina, quindi diciamo 5-6 erano quelli che contavano, a un certo punto hanno avuto questa folgorazione, sono innamorati perdutamente di Berlusconi, proprio stato un colpo di fulmine, e contestavano a Lago questo atteggiamento che dicevo prima. Non è che Lago criticasse a priori Berlusconi, su alcune cose lo criticava, su altre no. Però io ricordo benissimo un episodio in particolare in cui un azionista dei più importanti, forse il più importante dopo il presidente, un giorno, io c'ero nella stanza, è entrato dicendo: direttore, io mi dispiace, da domani non leggo più il Gazzettino perché lei è contro Berlusconi. Allora a questo punto la sua posizione si era fatta precaria. Io credo che avrebbe comunque potuto resistere o trovare un'uscita diversa se ci fosse stata una difesa doverosa da parte della proprietà. Purtroppo anche in quel caso l'imprenditoria veneta ha dato prova di quello che Paolo ha appena detto, di una sostanziale mediocrità e quindi di allinearsi in maniera pedissequa. E d'altra parte il comportamento noi lo vediamo guardando i comportamenti elettorali, cioè da dopo la caduta della DC la classe dirigente veneta si è spostata forsennatamente da Forza Italia alla Lega, perfino a Renzi a un certo punto, sia pure per una brevissima stagione, poi a Grillo, adesso a Meloni, e nel frattempo metà del Veneto non va più a votare. Questo mi pare di una lezione veramente su cui meditare. Sì, decisamente indicativo, direi. Invece, tornando a Paolo Possamai, che cosa della memoria, come diceva lei, di Giorgio Lago rimane all'interno del gruppo NEM, che un po' ha anche nel nome l'eredità politica, sociale, giornalistica di questa figura? Siccome stiamo andando troppo d'accordo, vorrei litigare un momento con Paolo Giaretta, perché altrimenti non è neanche divertente. Allora, un attimo fa, Giaretta osservava che oggi i media in generale raccontano in maniera molto più piatta e con molta meno capacità di interpretazione rispetto ai tempi di Lago, rispetto all'esperienza di Lago. Allora, detto che le comparazioni tra stagioni storiche diverse sono quanto mai improprie, ma vorrei sottolineare un elemento, e cioè che il panettiere fa il pane con la farina di cui dispone, che sta a dire che il presente è molto più povero, molto più polverizzato rispetto a quel che era il Veneto o il Nord-Est di 20 anni fa. Il sindaco di Trieste alla metà degli anni 90 si chiamava Riccardo Illy.
Ora, se io mi metto a fare un parallelo con il sindaco al presente, che pure ha avuto uno straordinario seguito popolare e un fantastico risultato elettorale, dal punto di vista del costrutto politico, dal punto di vista della forza del pensiero, dal punto di vista della capacità di interpretare un futuro potenziale, non sono partite comparabili. Allora, il giornale non è indifferente rispetto al contesto nel quale si situa, non è indifferente la polpa del giornale rispetto all'intelligenza di coloro con i quali il giornale interloquisce. Cioè, adesso vi parlo di Trieste perché così ci capiamo e così non si offende nessuno dei padovani, ma vi parlo di Trieste perché negli anni 90 Riccardo Illy aveva una città color, non so dirvelo, adesso non ve lo voglio dire con colore perché rischia di essere offensivo, ma era una città di un grigiore supremo, era un residuo del socialismo reale impiantato a Occidente. Era una città spenta e soprattutto una parte rilevante della città, urbanisticamente parlando, era pressoché abbandonata a se stessa. E sto parlando del cuore della città, sto parlando della cosiddetta città vecchia. Lui prende e anche se sa benissimo che i frutti non li coglierà lui, concepisce un piano urbanistico per il quale oggi Cittavecchia è la parte più pregiata, e vorrei vedere il contrario, della città. Quindi chi faceva il giornale a quel tempo, i lago della situazione, avevano quel tipo di ceto dirigente come interlocutori. E mi viene da dire che più o meno negli stessi anni il vicepresidente nazionale di Confindustria, a occhio e croce, si chiamava Pietro Marzotto, che sempre a occhio e croce aveva una statura, diciamo così, piuttosto spiccata. E se volete andiamo avanti con i paralleli. Allora, chiudo qui questo loop polemico. Leggero, leggero. Ma se vuoi parlo male di te, però come sindaco. Allora, no, non riesco a parlare male di lui come sindaco, proprio non mi riesce. Allora, che cosa vuole fare NEM? NEM vuole lavorare sul principio dei fattori comuni. E questo sia come modello industriale, nel tentativo di traguardare un equilibrio di medio periodo almeno per una società che nel settore editoriale ha il suo incastonamento e dunque in uno dei punti di massima crisi, non soltanto in Italia, perché l'editoria questo tipo di parabola vive dal 2008 in qua. Ma non è soltanto diciamo così, nei fattori della produzione che NEM punta alla comunione. Punta alla comunione perché siamo persuasi di poter dare una rappresentanza e una rappresentazione a un territorio che sta dentro la cornice del nord-est, che possa aiutare il nord-est a guardarsi allo specchio e che possa aiutare a dare al nord-est una voce significativa sul piano nazionale. Al presente il nord-est dispone di tanti piccoli giornali inaudibili a Roma.
l'intendimento è quello di polarizzare attorno al grumo dei 6 quotidiani acquistati 1 anno e mezzo fa, anche delle TV, anche delle radio, anche dei siti specializzati e quant'altre società utili ad animare culturalmente quest'area. Dentro a questo disegno, al crescere della massa critica, dovrebbe crescere anche la capacità magnetica, quindi quella di attirare altri pezzi e conseguentemente di diventare sempre più centrali in quest'area e interlocutori naturali, vorrei dire indispensabili per coloro che ci guardano da fuori. Torno sul punto dell'identità. Identità viene dal latino idem, quindi la mia identità per definizione è del tutto diversa da quella di Francesco, dalla tua, da quella di Paolo, ognuno ha la propria. Il punto è che la mia sicuramente ha un plafond di elementi di comunione con quella di Francesco, con quella di Paolo e via Entrano così in dicendo. risonanza. Questo dobbiamo andare a cercare. Vuole rispondere alla polemica? No, beh, no. No, però naturalmente non c'è minimamente da fare il panorama. Allora, praticamente, diciamo, quando io ho fatto il sindaco non esistevano i social. Sì, però non esistevano i social, però cosa succedeva? Che tutti i giorni i cronisti locali, vedo qui 2 esimi, allora giovani giornalisti, Paolo Possamai e Sergio Frigo, tutti i giorni passavano negli uffici del sindaco non a chiedere se c'erano notizie, a fare delle domande spesso scomode per chi si trovava a rappresentare l'amministrazione. Scomode ma intellettualmente oneste, quindi servivano a stimolare chi stava al comando delle cose e anche a stimolare un dibattito nella città, che diciamo era più ricca dal punto di vista dei partiti, dei soggetti sociali e delle associazioni culturali. Quindi non c'è dubbio che, come posso dire, l'informazione allora più povera di adesso dal punto di vista dei media, ma più ricca di contenuti, che affiancavano un'evoluzione della comunità, della società. Oggi è diverso, diciamo con un po' di invidia, perché l'invidia è pure questo un sentimento, vedo che sono molto più tranquilli e felici i sindaci perché si limitano a mandare qualche velina, i giornali li pubblica e c'è la pace sociale, anche perché i giornali sono in crisi, devono, qui giustamente il progetto di cui ci ha parlato Paolo, sono dipendenti non tanto dalla proprietà quanto dagli inserzionisti. E quindi c'è, come dire, c'è meno libertà di prima dal punto di vista, abbiamo molte più notizie, però il cittadino fa fatica. Allora non so quale sia il sistema migliore, certo che questo sistema produce che la gente non va più a votare. Una volta ho chiesto a Giorgio Lago, e lui mi ha detto, sai, qual è il nostro vero potere? È che qui sulla mia scrivania ogni giorno arrivano, non so, 1000 notizie, adesso non mi ricordo il numero, e io decido di queste 1000, quali 50 sono quelle che esistono, il resto non esiste nell'infosfera pubblica. E quindi è questo il tema su cui dovremmo tutti soffermarci, no? Questa difficoltà, ormai sarà sempre più difficile distinguere il reale dal virtuale. C'è un bellissimo passo del saggio che Hannah Arendt, questa filosofa ebrea costretta all'emigrazione, fa un saggio sui totalitarismi del Novecento
e dice che il totalitarismo sarà vincitore quando il popolo non sarà più in grado di distinguere il virtuale dal reale, la verità dalla finzione. E questo è il passaggio difficile che abbiamo. In questo Giorgio è stato una persona che in tanti possiamo considerarlo un amico, nel senso che ci ha aiutato a capire, ci ha dato chiavi di lettura, no? Io adesso racconto due episodi personali, tanto per, ma la mia fortuna è che ho conosciuto Giorgio Lago, cronista sportivo. Perché? Perché mio papà lavorava nel campo della bicicletta e aveva certe responsabilità, per cui gli mandavano a casa gratuiti tutti i giornali sportivi, Gazzetta, Stadio, Tutto Sport, Sport Illustrato, e lì ho incominciato a leggere quindi Giorgio Lago prima che venisse al Gazzettino, e certamente era uno che aveva lo stile di Brera, non c'è niente da fare, insomma era quello la sua capacità di raccontare dello sport. Quindi vedere lui trasformarsi in un direttore capace di spiegare non le partite o la tappa, ma tutto ciò che stava succedendo nel Veneto, questo è stato per noi che facevamo politica, è stata una grande sfida, anche difficile, no? Però ecco, poi Giorgio era anche un uomo buono, cioè dietro la sua, non dico austerità, ma diciamo era un uomo che ti metteva in imbarazzo quando serviva, no? Perché non le mandava mica a dire. E vi racconto questo episodio. A me è capitato nel periodo di Tangentopoli di essere dentro una delle tante rettate con un avviso di garanzia. E mia mamma, nella sua, diciamo, naturalmente le mamme per i figli, scrive una lettera a Lago, dicendo naturalmente no, ma mio figlio non ha fatto niente, eccetera, eccetera. Cosa fa Giorgio Lago? Telefona a mia mamma. Come abbia fatto a trovare il numero di telefono non lo so. Lo so, cioè gliel'hai dato tu. Ecco. E dice: signora, io sono un giornalista e devo riportare le notizie senza riguardo per nessuno, però le garantisco che quando suo figlio sarà assolto, perché so che sarà assolto, avrà lo stesso spazio che ha avuto la notizia del suo avviso di garanzia. E questo è effettivamente successo, tant'è vero che quando mi sono candidato senatore e qualcheduno non voleva che mi candidassi, Giorgio Lago fece l'apertura della prima pagina del Gazzettino con la notizia: scandalo, non vogliono candidare Giaretta, che era una notiziola da niente, però evidentemente questo aspetto della bontà d'animo in un mestiere così difficile come quello del giornalista, che può portare anche al cinismo, perché ne vede di tutti i colori, è anche quello un bel insegnamento di Giorgio. Ecco, vorrei ricollegarmi proprio a questo punto e chiedendo quindi a Francesco e a Paolo, secondo voi in maniera telegrafica, che poi magari lasciamo un po' di spazio alle domande del pubblico, qual è il più grande insegnamento che possiamo utilizzare oggi di Giorgio Lago? Ma per me, riprendo lo spunto di Paolo che parla di bontà, e lui fino all'ultimo, anche in piena malattia, continuava a dire: mi raccomando, siate buoni. È proprio questo, bontà intesa non come così generico, voler bene, ma come la clemenza, cioè capire che non si giudicano le persone, ma i comportamenti delle persone, che ogni persona ha una sua dignità, che ogni persona va rispettata. Ecco, per me questo è l'insegnamento umano, prima ancora che professionale, ma in lui non c'era assolutamente distinzione tra uomo e giornalista, con un'ispirazione di fondo. È stato scritto spesso di Lago che è stato il portavoce del capitalismo dell'uomo qualunque. È una bella immagine, però declinata in termini economici. Non è solo economico, anzi, lui difendeva quel capitale di valori che ha il Veneto. Il Veneto è un capitale sociale straordinario. Roberto Cartocci ha scritto un saggio esemplare ancora anni fa, e lui difendeva questo patrimonio, questo capitalismo di valori
che faceva sì che questo Veneto sia riuscito a passare nella sua storia attraverso grandi rovine, grandi rinascite, grazie a quella voglia di essere protagonista. Ecco, e lui incoraggiava questo protagonismo, certamente condannando nelle deviazioni. In questo è stato anche spietato fino all'ultimo, perché io ricordo solo una sua grandissima battaglia, forse principale, strapersa il federalismo, e uno degli ultimi articoli è ormai sconfortato, lo dice l'Artemista, è scritto che il federalismo è la carta igienica del riformismo all'italiana, e credo che con questo sia stato un de profundis magistrale. Provo a essere davvero telegrafico, dunque 3 punti. Il primo, un giornalismo accessibile. Mi ricordo che un giorno mi telefonò e mi disse, ci sentivamo spesso perché aveva la naturale propensione ad aver cura delle persone. Mi telefonò, mi fa: bello il tuo pezzo, ben scritto, mi è piaciuto. Certo, fa: Paolo, se anche ci metti qualche inglesismo in meno, non è male. E quindi un giornalismo accessibile, 1. 2, che forse è il capitale più rilevante in assoluto, è l'attitudine a non demordere mai. Infinite volte mi sono domandato, facendo il suo mestiere, mi sono domandato: ma che farebbe Giorgio in questa situazione? Infinite volte. E infinite volte mi sono domandato: ma mollerebbe? E mi sono sempre risposto che sarebbe ripartito, avrebbe ricominciato forte e persuaso delle sue buone ragioni. La terza questione ha a che fare con la bontà, e userò anch'io l'espressione invidia. Ecco, un aspetto che gli ho sempre invidiato è che non gli ho mai sentito dire niente di male, di maligno su nessuno. Grazie mille. Talmente buono che non mi ha mai cacciato via. Questo è un errore. Io direi di lasciare spazio anche alle vostre domande, quindi se volete chiedere qualcosa non siate timidi e timide, c'è Flora Valente con il microfono. Chi vuole rompere il ghiaccio? Anche in dissenso. Assolutamente. C'è stata poca polemica, potremmo approfondire effettivamente. Se non c'è nessuno, guardate che vado avanti io ed è peggio, È decisamente peggio. Vabbè. Ecco, un coraggioso, grazie. No, assolutamente d'accordo sulla lezione di Lago. Potremmo ragionare sul suo modo di scrivere, brillante, chiaro, come diceva Paolo, accessibile, la sua capacità di essere, lui era persona di grandi e ottime letture, però la sua capacità di essere popolare, senza tradire questa sua dote intellettuale, le sue doti intellettuali, il suo patrimonio di conoscenze, e la capacità però di essere popolare senza essere populista. E poi c'è questo tema della bontà. Mi rendo conto che rischiamo di fare di Giorgio Lago un santino in qualche modo, però questa era veramente una cosa, e io qui racconto un piccolo episodio, potrei raccontarne vari, più di uno. L'ultimo periodo ero il suo segretario di redazione, l'ultimo periodo di Giorgio Lago al Gazzettino, e raccontava a tavola le baruffe che doveva fare con la proprietà quando si lamentavano dei giornalisti. Dicevano: ma è possibile che non capiscano che siete bravi, che siete intelligenti, che siete... No, proprio era quasi sorpreso dal fatto che i padroni pensassero così male dei giornalisti, una parte ovviamente della proprietà.
E l'episodio che vi voglio raccontare è questo che praticamente una settimana, 10 giorni prima di andarsene, mi chiama nel suo ufficio e mi dice: guarda, devi fare una cosa molto delicata per me. Devi entrare. Allora il Gazzettino ognuno di noi aveva una sua cartellina. Nella cartellina c'erano le cose amene, cose simpatiche e cose meno simpatiche. Raccomandazioni, richiami e varie denunce o condanne. Allora mi dice: tu devi prendere uno per uno dei tuoi colleghi e purghi la loro cartellina, la cartellina di ognuno, di quello che gli può danneggiare quando il nuovo direttore prenderà in mano queste cartelline. Quindi ho fatto tutta questa operazione, salvo, mi ha detto, per una persona. Questa persona ovviamente non dirò mai chi è, non so neanche il motivo per cui, però diciamo che di 130 giornalisti che eravamo mi ha chiesto tutti quanti, c'erano anche quelli che gli avevano fatto la guerra, con cui non legava molto, eccetera, però ha chiesto che venissero purgate tutte le loro cartelline, diciamo. Non ero io quello. Ma di lui hai dovuto andare via mezza cartellina. C'è qualche domanda? Ah, là in fondo. Dall'ultima fila. Buonasera a tutti, ho ascoltato con veramente molto interesse. Siccome sono un razzapiave, faccio questa domanda, ossia quanto è contato nella visione di Giorgio Ago la sua propria identità, anche un po' molteplice, mi sembra di capire, anche se molto, molto veneta, perché questo rapporto, voi l'avete citato, e io ho letto anch'io con grandissimo interesse a distanza di anni quel suo articolo sull'identità. Diciamo così, quanto di quel che lui ha inteso dirci rispetto al tema dell'identità veneta deriva dalla sua storia personale. Questo mi interessa a voi che l'avete conosciuto personalmente, perché ci dice anche in fondo, credo anche di provare un po' a superare qualche nostra visione di noi stessi un po' stereotipata come veneti. La patata bollente. No, allora diciamo, di personale c'è la sua matrice, come dicevo prima, lui si definiva proprio contadino e è il valore profondo veneto, il contadino che sa che deve lavorare senza risparmiarsi, perché può venire la tempesta sulla vigna e rovinare tutto, e che sa che deve sempre costruire per sé e per la famiglia, per gli altri, e questo che gli derivava certamente dai genitori che erano della sinistra Piave. Bepi Covre, scherzando ma non troppo, diceva che la sinistra Piave è l'unica sinistra vera in Italia. Però attenzione, ecco, non identifichiamo automaticamente identità con Veneto. Lui sosteneva le ragioni dell'identità in genere, che valevano per chiunque, perché diceva, in un mondo che lui segnalava i rischi della globalizzazione ancora ante litteram, in un mondo che va verso l'appiattimento, verso il livellamento, verso il grigiore, l'identità è fondamentale. Sapere chi sono mi consente di andare al confronto ed anche allo scontro con l'altro. Dopo il Veneto ha la sua specificità e lui da Veneto la rivendicava, però lui ha sempre cavalcato le ragioni dell'identità contro l'appiattimento, e questa è una lezione di grandissima modernità, perché oggi siamo esattamente al contrario. No? Ricordo una delle frasi molto belle che ha scritto, diceva: una volta si diceva tutto il mondo è paese, oggi ogni paese è un mondo. E lui è stato direttore negli anni in cui partiva l'immigrazione, era ancora un fenomeno un po' residuale, però l'ha interpretata, l'ha capita, e ha detto il vero criterio per stare con gli altri è essere sicuri di avere la propria identità, e questa lui l'ha trasmessa a noi, alla redazione, l'ha trasmessa ai figli, l'ha trasmessa agli amici.
è stato proprio direi uno dei suoi grandi baluardi. Penso che abbia contato molto anche l'esperienza nella grande città, no? Milano è la grande città che ti fa capire il rischio della anonimità. Sei dentro una grande macchina, io ho vissuto alcuni anni a Milano, quindi capisci che sei nel mondo lì, sei nel mondo che cambia, e per stare nel mondo che cambia hai bisogno delle radici. E io userei, si è usato sempre il termine identità, forse il termine più giusto per lui, ma per tanti altri, è appartenenza, cioè essere parte di una comunità di destino. Quindi oggi invece il tema dell'identità è mura, difesa dagli altri, chiusure. Ecco, questo proprio era, non c'entra niente con Giorgio Lago, insomma, proprio basta leggere e si capisce che per lui l'identità era la benzina per essere aperto al mondo senza perdersi. E per questo è l'attualità sua, è per questi motivi. Volevo proporvi una riflessione rapida. Quando Giorgio Lago, comincia la parabola discendente, in realtà noi assistiamo al suicidio del Nord-Est, no? Si suicidano le banche popolari, l'industria non riesce a fare il salto culturale, il territorio non riesce a fare quello che era il progetto politico di Giorgio Lago, cioè quello di diventare la metropoli nord-est. Un paio d'anni dopo un altro giornalista, Dario Di Vico, racconta del nuovo triangolo industriale Milano, Treviso, Venezia. Non è che forse, quella stagione era destinata a finire per incapacità, di questo territorio che fino a quell'epoca era cresciuto grazie alla piccola impresa e così via. Se si deve ripensare, una politica per il paese, non bisogna ripensarla in termini più ampi di quelli del nord-est, e cioè perlomeno su scala di quel nuovo triangolo industriale che ci ha raccontato Dario Di Vico? Scusa Filiberto, ma mi pare che uno dei vertici fosse Bologna, però. Sì, è Bologna. No? Ecco. No. Beh, è uno schema naturalmente, Milano, Bologna, Treviso, ed è uno schema che mette insieme dei punti di vitalità di un paese che francamente da molti anni batte in testa e che adesso è in netto arretramento, e non soltanto dal punto di vista degli indicatori macroeconomici. Poi la narrazione che transita in questo tempo è un'altra, però se uno va a guardare i numeri reali, i numeri dell'economia reale dicono questo. Quel che abbiamo imparato, almeno mi sentirei di dire questo dalla lezione di questi 30 anni, è che gli schemi raramente funzionano se non sono appoggiati sulle spalle e sulle teste di persone in grado di portarli. Vuol dire che cosa? Che la famosa Patreve, che è nel suo il nucleo della metropoli nord-est, che è largamente vera nella pratica e nella vita delle persone, non si è mai inverata dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista del progetto, perché il ceto dirigente non è stato capace di tradurlo. E il ceto dirigente non è che me la sto prendendo con i sindaci dell'epoca, sto dicendo che il complesso del ceto dirigente non è stato capace di portare quel disegno.
e che un disegno trasformativo pretende quello di 30 anni fa e quello di oggi, Milano, Bologna, Treviso. Veramente richiede delle energie intellettuali fuori di misura in un paese che ha nella vischiosità uno dei suoi tratti caratteristici. Cioè, penso che le acque delle Everglades della Florida siano più praticabili rispetto alle nostre. Se uno poco si muove, scopre il concetto delle sabbie mobili. O dei coccodrilli, che sono ancora peggio. I coccodrilli, eccetera. Penso che naturalmente noi dobbiamo, ogni tanto capita anche a me di dire, rileggendo magari qualche pezzo di Giorgio Lago, cosa direbbe oggi? Perché non direbbe le stesse cose, evidentemente. Si porrebbe questo problema, questa grande città metropolitana che non ha bisogno di un livello istituzionale, il fallimento di tutto il ragionamento istituzionale sulle aree metropolitane. No? Oggi esiste un'area metropolitana del Veneto che va da Chioggia a Jesolo, quindi capite quale stupidaggine possa essere. Però avrebbe bisogno di una visione, perché i cittadini vivono già in una città metropolitana, non hanno bisogno che glielo diciamo, che glielo dicono i sindaci, però manca la visione, manca l'organizzazione di ciò che c'è già. E purtroppo, come dice giustamente Filiberto, praticamente diciamo oggi il nord-est di Giorgio Lago sarebbe certamente quantomeno con l'Emilia Romagna, no? E che quando andavo a scuola alle elementari si chiamavano le tre Venezie, e poi c'è la regione statistica dell'Istat, quello dopo, no? Le elementari, che comprendeva anche l'Emilia Romagna. Quindi il problema, sapete qual è? Che mentre noi diciamo che siamo bravi, si è rotta quella unità di corsa che per tantissimi anni Emilia Romagna e Veneto sono state la coppia trainante della manifattura italiana. Adesso la regione Emilia Romagna corre di più del Veneto e noi facciamo finta di non vederlo. Tornando alla piccola polemica che ho fatto sulla pista da bob, resta il fatto che mentre noi magnifichiamo che avremo le Olimpiadi con la pista da bob, in Emilia Romagna è nato il più grande calcolatore europeo. Ed è nato dall'idea di un veneto che si chiamava Mario Volpato, tra i fondatori del Cineca, il consorzio delle università 7 venete e una emiliana, che ha creato il primo nucleo di un grande calcolatore nel nord-est allargato per la ricerca scientifica. Questa roba che è nata del Veneto è andata a finire in Emilia Romagna. Qualche domanda possiamo farcene. E quale potrebbe essere, secondo lei, la soluzione? Smetterla di parlare di che siamo più bravi degli altri, capire che ad esempio il piccolo e bello è andato bene per una certa stagione, ma come mi dice sempre Mario Carraro, sì, dice il piccolo è bello se è capace di crescere, e quindi bisogna fare dei supporti. Abbiamo le università, non riusciamo a metterle in rete. Avevamo delle grandi aziende municipalizzate, sono state comprate, avevamo una rete di fiere, sono andate a finire parte a Bologna, parte da un'altra parte. Bisogna riprendere questo disegno del territorio. Oggi sono i territori che sono competitivi a livello mondiale. Allora il sistema imprenditoriale, che ancora c'è, pur con i ritardi, ha bisogno di un territorio efficiente. Non ne parliamo più. Ma scusate, l'alta velocità, che sarebbe alta capacità, anche gli imprenditori, un po' di alfabetizzazione potrebbero, perché quando ci sarà, e dicono nel 2035, la cosiddetta alta velocità, risparmiamo 10 minuti tra Milano e Venezia.
E il problema è che corrono molti più treni, quindi l'alta capacità. Non la si fa per colpa di chi? Ci sono i soldi. L'esperienza della Pedemontana Veneta, a un certo punto il Veneto ha detto ma facciamo noi che la facciamo meglio. Sono passati 20 anni da quel giorno lì. La storia ci insegna che quando fecero l'autostrada Brescia-Padova, una società di enti locali, 1954, dopo 2 anni ebbero in concessione dallo Stato la possibilità di fare l'autostrada. C'era l'IRI che stava facendo l'autostrada del Sole. I Veneti e i Lombardi hanno detto no, ce la facciamo da soli. Però ce l'hanno fatta in 6 anni, noi in 24. Ecco, bisogna riprendere quella corsa lì. Grazie mille. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei Francesco Iori, Paolo Possamai e Paolo Giaretta. Posso chiusare perché Certo. ho appena letto qua una notizia di prima, al mattino di domani, che San Zaia da Refrontolo celebra con grandi toni entusiasti la ripresa dei lavori sulla padana inferiore fermi dal 2007, iniziati molti anni prima. E questo è il Veneto che lo vediamo, l'abbiamo visto dalla Pirubì verso Rovigo, l'abbiamo visto dalla Pedemontana, eccetera. Ormai ogni lotto lo inaugura, fa una cerimonia di inaugurazione ogni lotto e la viabilità resta quello che è. Quindi questo è un simbolo di un Veneto che rimane a piedi. Se ci fosse Giorgio Lago lo farebbe correre, purtroppo non c'è. Io vi ringrazio e vi consiglio di guardare la programmazione dei prossimi incontri in libreria, che sono sempre dei momenti di confronto molto interessanti. Grazie mille anche a chi era collegato da casa. Buona serata a tutti.